Buongiorno. Buongiorno a tutti, se ci accomodiamo possiamo iniziare questo appuntamento. Io intanto inviterei qui sul palco l'assessore Ragona, l'assessora Cera e la dottoressa Salvatore per questo prima parte del nostro incontro. Allora, buongiorno ancora, scusate, iniziamo con qualche minuto di ritardo, ma la sessione precedente è nata un po' più lunga. L'incontro di oggi, di questa mattina, è dedicato alla sfida della neutralità climatica, l'esperienza del Climate City Contract, e sostanzialmente è un incontro pubblico, forse il primo a Padova, per presentare l'impegno e il percorso che la città di Padova dovrà realizzare da qui al 2030 per conseguire la neutralità climatica. Vi racconteremo cos'è questo percorso, vi racconteremo come mai Padova è una delle 100 città europee e delle 9 città italiane coinvolte in questo ambizioso percorso, una città pilota per anticipare gli obiettivi della Comunità Europea che prevedono la neutralità climatica al 2050, ma per 100 città europee e per 9 città italiane questo obiettivo è anticipato al 2030. Ora, l'obiettivo della sostenibilità è ovviamente un obiettivo che è centrale in tutti i principali documenti internazionali, europei e nazionali. Il meno 55 è l'indirizzo che tutte le nostre città e tutto il nostro paese devono compiere al 2030. L'Agenda 2030 è il faro, la vision e lo strumento che stiamo utilizzando per percorrere questo cammino, che poi è tradotto nell'European Green Deal, che poi si è tradotto nel Next Generation EU, cioè nel Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza, che poi si è tradotto in strategie nazionali, regionali e sempre più locali per raggiungere la sostenibilità. Certamente le città svolgono un ruolo centrale, questo l'Unione Europea ce l'ha ben chiaro, non per niente quando ha lanciato ancora nel 2008 il patto dei sindaci, aveva ben evidente come le città svolgono un ruolo strategico e fondamentale, anche perché nelle città vivono le persone. Ed è qui che dobbiamo intervenire per poter cambiare modelli organizzativi, ma anche stili di vita e comportamenti. È qui che nel contesto locale si possono mettere in campo misure concrete per la lotta all'inquinamento, ma anche per azioni di contrasto alla povertà, ma anche azioni per lo sviluppo del lavoro, lo sviluppo economico, ma anche azioni di coinvolgimento delle città e delle comunità, senza le quali difficilmente potremo raggiungere questi ambiziosi obiettivi. Ora, la nostra città ha conseguito questo impegno e è stata assegnata questo impegno anche perché ha una storia, un percorso verso l'attenzione all'ambiente, ma nell'ottica della sostenibilità un'attenzione all'ambiente, al sociale e anche allo sviluppo economico che lo ha contraddistinto, con una specifica anche azione di partecipazione. Io sono Matteo Mascia e sono il coordinatore del forum di Padova 21, che è uno dei luoghi di partecipazione del Comune di Padova finalizzato proprio a promuovere il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder, cioè dei soggetti attivi, dei portatori di interesse di una città, nella definizione delle politiche per l'ambiente, per l'urbanistica, per la mobilità. E in questa veste svolgo questo ruolo di coordinamento per l'incontro di oggi. Però perché e come siamo arrivati a questa importante assegnazione di impegno, adesso ce lo racconteranno. In questo primo panel, questo primo giro, noi avremo l'assessore Ragona, assessore all'ambiente, all'urbanistica e alla mobilità, e l'assessora Cera, che invece è assessora alle smart city, ha altre funzioni, ma qui è anche in ruolo di assessora con la delega all'Agenda 21, e la dottoressa Salvatore, che è la caposettore del settore ambiente e territorio. E con loro proveremo a mettere a fuoco appunto quali sono in qualche modo le azioni messe in campo finora, i percorsi fatti, ma anche quali sono in qualche modo cosa significa e
come il Comune di Padova intende raggiungere questo ambizioso obiettivo della neutralità climatica. Il secondo invece panel che avremo è un panel in cui avremo coinvolto gli attori locali. Abbiamo coinvolto alcuni degli attori locali, non tutti ovviamente, che ci racconteranno cosa stanno facendo, cosa si impegnano a fare, qual è il loro contributo in questa direzione. Io mi fermo qui, lascio la parola all'assessore Ragona perché ci racconti un po' come siamo arrivati a che Padova sia stata selezionata come delle 100 città carbon neutral al 2030. Grazie, buongiorno. Allora, brevemente, perché è un percorso lungo che ha messo insieme tra l'altro diverse progettualità. Padova è stata scelta l'anno scorso in base a una sua candidatura, appunto insieme ad altre 8 città italiane e altre 99 città europee per questa sfida, per essere l'avanguardia dell'Europa e forse anche un po' del mondo nella neutralità climatica e nella lotta ai cambiamenti climatici. Padova è stata scelta perché aveva presentato una candidatura che si basava su tutta una serie di pianificazioni che avevano la questione ambientale al centro. Parlo del PAESC ovviamente, che diventerà il Climate City Contract, poi forse sulla mission lo spiegherà un po' meglio Laura Salvatore, io do un po' di ingredienti iniziali, diciamo. Aveva una pianificazione, ad esempio il piano del verde che ha seguito Chiara Gallani, che poi parlerà più tardi, il piano degli interventi, il nuovo piano degli interventi che abbiamo fatto è di fatto, per chi come dire, non è un tecnico del settore, è di fatto il piano regolatore, ok, giusto per intendersi, che abbiamo completamente stravolto rispetto a quanto succedeva negli ultimi anni, quindi continue edificazioni, lottizzazioni. Noi di fatto abbiamo tirato una linea e abbiamo tolto circa il 99 delle previsioni di espansione urbanistica, nell'ottica di smetterla col consumo di suolo, ma anche di rigenerare l'esistente, quindi cercare di spostare l'economia dell'edilizia, non bloccarla totalmente perché non si potrebbe, creerebbe altri tipi di problemi, ma di convertirla dal consumo di suolo, cioè di costruire sul nuovo, sulla rigenerazione dell'esistente. I processi urbanistici sono sempre processi molto, molto lunghi, vanno avanti per anni, in alcuni casi per decenni anche, quindi non si può fare uno switch da un giorno all'altro, però con questo nuovo piano degli interventi abbiamo dato questa nuova visione di città e, se posso dirlo, le notizie dei giornali di oggi dicono quanto è urgente questa rigenerazione della città in un'ottica dello stop al consumo di suolo, ma anche della deimpermeabilizzazione di suoli già urbanizzati. Noi stiamo facendo alcuni progetti, forse qualcuno lo parlerà, di deimpermeabilizzazione come Piazza Savelli, ma ne prevediamo anche nel piano degli interventi, perché è una sfida ormai che non possiamo, siamo già in ritardo. Tutto questo insieme di pianificazioni hanno fatto sì che la città venisse scelta per questa sfida. Ecco, noi oggi la intendiamo quindi non solo una sfida diciamo per la neutralità climatica esclusivamente ambientale, ovviamente è quello che ci guida, ma lavorando anche insieme alle altre 8 città con cui abbiamo creato una rete, la vediamo proprio come una guida verso la sostenibilità ambientale ed economica. In questo la città può diventare un modello di sviluppo non solo per quanto riguarda la tutela ambientale fine a se stessa, ma anche per quanto riguarda l'economia del futuro, la smart cities, i nuovi modi di vivere la città. Noi siamo una città che, come gran parte delle città italiane sostanzialmente, ha avuto una fase che era quella dell'espansione, no? Si continuava a espandere. Oggi questa fase è fondamentalmente finita, tranne per alcune eccezioni, è fondamentalmente finita. Quindi
la sfida è capire come le città si possono reinventare. Quindi come andare ad esempio a riutilizzare dei capannoni abbandonati che non possono più avere la funzione che avevano prima, quindi magari addirittura delle vecchie zone industriali di decenni fa che insistono su zone residenziali, ma anche altri tipi di edifici che non assolvono più a quella funzione. Come possiamo rigenerare quell'area di città? Pongo un altro problema qui molto, come dire, che è un po' in là a venire, ma non così tanto. La popolazione sta invecchiando. Nei prossimi anni ci troveremo, stiamo già iniziando a trovarci, con degli edifici, delle scuole che iniziano a dover andare verso la chiusura perché non hanno più i bambini, non ci sono più i bambini. Come riconvertiamo quegli edifici? Come li riutilizziamo? Come mandiamo i bambini a scuola quando non ci sono più i numeri per fare le scuole di quartiere? Allora anche ridisegnando la città il tema della mobilità diventa strategico. Anche qui potrebbero aprire tanti discorsi, ma mi fermo solo a quello che è il nostro principale progetto, che è quello dello smart, delle 2 nuove linee tranviarie, di cui uno di fatto sono praticamente iniziati i lavori, nell'altra stiamo concludendo il progetto definitivo, di cui buona parte delle risorse arrivano dal PNRR, per cui ci immaginiamo anche una città che fra qualche anno, quindi non fra moltissimo tempo, ci si potrà muovere in maniera sostenibile, veloce, ecologica attraverso la mobilità pubblica. Anche qui lo facciamo per l'ambiente, ma anche perché se ci si muove più veloci con la mobilità pubblica rispetto alla privata non c'è nessun motivo di utilizzare la mobilità privata, perché ricordiamoci sempre che l'auto elettrica può risolverci i problemi dell'inquinamento, può risolverci quindi buona parte dei problemi che abbiamo, ma non ci può risolvere i problemi della congestione. E quindi la nuova mobilità non può basarsi sul modello su cui si è basata fino adesso, cioè di un'automobile dove cambia semplicemente un motore, perché abbiamo già dimostrato che questo tipo di mobilità, al di là dell'inquinamento, non può funzionare. Grazie. Grazie all'assessore Ragona per questa introduzione. Io passerei subito la parola all'assessora Margherita Cera, che come dicevo è assessora ai progetti comunitari, alle Smart City e all'Agenda 21, che da un lato se vuole darci qualche riferimento sull'importanza della dimensione innovativa che tutto questo percorso metterà in moto, ma anche un po' il percorso che finora abbiamo fatto come Agenda 21 per arrivare a questo appuntamento di oggi e nella direzione del Climate City Contract. Grazie. Certo, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, io penso che l'assessore Ragona e la collega Chiara Gallani lo scorso anno siano stati davvero enormemente coraggiosi nel voler affrontare questa sfida delle Mission City, certamente sostenuti da degli uffici che stanno portando avanti appunto un lavoro eccezionale per il raggiungimento di questi obiettivi. Nella giornata di oggi appunto si conclude quello che è stato il percorso partecipato di Padova 2030, accompagnato appunto dal forum di Agenda 21, un percorso partecipato che ha visto l'incontro, l'appuntamento, la sinergia di tutta una serie di attori, di stakeholder della città che si sono riuniti in 6 incontri attorno a 3 aree tematiche differenti. La prima dedicata alla riqualificazione degli edifici, alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Il secondo tema è stato quello della mobilità sostenibile ed infine quello dell'economia circolare a basse emissioni e della gestione dei rifiuti. Nell'ambito di questi incontri, per ciascuno di questi temi, il primo incontro è sempre stato dedicato in qualche modo a mettere in luce, evidenziare le opportunità e le possibili barriere nel raggiungimento degli obiettivi della neutralità climatica.
barriere di natura ad esempio organizzativa, tecnologica, economica o normativa. Nella seconda parte di questi incontri invece la parte, come dire, propositiva è quella che è emersa e quindi sono state così programmate una serie di azioni che saranno quelle che verranno integrate nel PAESC e che porteranno appunto alla sottoscrizione del Climate City Contract. Tra queste azioni ve ne sono legate ai finanziamenti, legate alla comunicazione, legate appunto all'organizzazione. Tutte queste azioni, quel che è importante evidenziare, sono azioni che questi 36 stakeholder che hanno fatto parte di questo percorso hanno in qualche modo già anticipato, dichiarato di voler mettere in atto per appunto accompagnare il Comune di Padova nel raggiungimento degli obiettivi della neutralità climatica. Giustamente, come lei professore ha ricordato, il ruolo in qualche modo della Smart City è effettivamente fondamentale o comunque complementare in un percorso come questo. La mission riguarda, si parla sempre della neutralità climatica, ma è smart and climate neutrality, quindi una parte in qualche modo importante è quella della trasformazione della città in una città intelligente e quindi sfruttando l'uso delle nuove tecnologie, delle potenzialità che gli strumenti digitali possono come dire, apportare rispetto al raggiungimento di questi obiettivi. Ad esempio il Comune ha appena concluso un investimento significativo nell'acquisto di tutta una serie di sensori che verranno installati in tutta una serie di edifici comunali proprio per riuscire a mappare quello che è il consumo energetico di questi edifici. È un passaggio questo fondamentale, lo abbiamo visto anche con Andrea quando lo scorso autunno c'è stato il problema dell'aumento dei costi dell'energia. Uno dei principali problemi che il Comune ha dovuto affrontare è stato proprio quello di riuscire a mappare, a capire i consumi dei vari edifici e dunque ecco, per esempio, rispetto alla risoluzione di un problema come questo, avere a disposizione una rete di sensori che raccolgono i dati diventa fondamentale. Rete di sensori che peraltro va a integrarsi con un altro progetto che è quello del My Data, quindi della costruzione di una piattaforma di dati integrati raccolti tra appunto dati di proprietà del Comune e dati di altri enti che hanno messo a disposizione appunto queste informazioni per appunto riuscire a costruire una banca dati integrata che possa essere di sostegno prima di tutto all'amministrazione nelle decisioni politiche che possono così essere orientate sulla base appunto di dati e di informazioni e quindi delle reali esigenze di quella che può essere la comunità. Grazie. Grazie anche all'assessore Cera per averci raccontato un po' il percorso che è stato attivato e con i vari portatori di interesse, alcuni dei quali poi interverranno dopo. E adesso lascerei la parola all'autoressa Salvatore che ci racconta un po', come dire, quali sono, tanto cos'è questa Net Zero City Mission dell'Unione Europea, qual è il percorso fatto e qual è il percorso da fare, qual è l'ambizione che dobbiamo raggiungere. Il PAESC sarebbe il piano per l'energia e il clima che il Comune di Padova ha approvato nel 2021, nella sua seconda versione prevedeva che per il 2030 la città dovesse raggiungere meno 55. Con essere entrati nelle città carbon neutra l'obiettivo diventa più alto ovviamente, quindi si sta ripensando. Ecco, questo ci racconterà Laura in questa breve presentazione per farci vedere un po' gli scenari che abbiamo di fronte e le sfide che adesso dobbiamo conseguire. Grazie Laura. Grazie a voi, ringrazio ovviamente l'organizzazione per questo spazio che per me è importantissimo perché è la prima volta che presentiamo in maniera così pubblica un progetto nel quale ci stiamo lavorando da molto tempo. Colgo l'occasione anche per ringraziare i miei collaboratori che sono qui presenti e che devo dire ci stanno mettendo anima e corpo in questa missione perché il termine penso sia quello corretto. Non parliamo di progetto ma parliamo di missione. Missione significa darsi anima e corpo. Darsi anima e corpo a un progetto che è nato non da oggi perché come è stato ricordato anche dall'assessore Ragona prima,
La candidatura di Padova non nasce dal nulla, è un percorso che va avanti dal 2004 con i primi piani. Siamo arrivati al 2011 con il primo piano sull'energia, e per arrivare al 2017 con una sorta di altri passaggi ai primi piani e alle linee guida che poi ci avrebbero portato quindi al piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, sul quale si è lavorato almeno 2 anni su dati per arrivare poi all'approvazione nel 2021. Perché è importante questo? È importante capire che una missione non si inventa dall'oggi al domani. Sono missioni che partono da lontano, sono collegamenti, azioni, programmi che il Comune ha messo in atto per moltissimi anni per arrivare a questo che non è un risultato, è un punto nuovo di partenza, perché non avevamo appena definito i nuovi obiettivi del PAESC, che li stiamo già rivedendo, quindi nel giro di 1 anno abbiamo già dovuto riprendere il PAESC e rivederne gli obiettivi per adeguarli a questa missione. Una missione sicuramente sfidante per Padova, sfidante perché essere sicuramente intanto nel Veneto l'unica città che è stata scelta in questa missione, che si è candidata a questa missione, dà già un po' anche l'ambito di azione del Comune, e quindi tutte queste azioni che il Comune ha portato avanti e che alla fine l'hanno in qualche maniera promossa, ma a volte la promozione è anche uno sforzo ulteriore, ed è questo quello che stiamo facendo adesso. Quindi è per questo che volevo in particolare ringraziare i miei uffici, che su questo veramente non siamo tantissimi, ma ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo per arrivare sicuramente a questo risultato che vogliamo a tutti i costi e con determinazione. Io dico sempre, una missione è un impegno ed è una determinazione che il Comune e gli uffici devono avere nel raggiungimento, e questo non ci può essere se non c'è da una parte una passione lavorativa, ma dall'altra parte una rete importante, ed è quello di cui parlava prima anche l'assessora Cera. Per quanto riguarda i nostri dati, che eventualmente poi vi lascerò perché avevo delle slide di presentazione, ma non importa, sono comunque dati importanti, cioè lo studio che noi abbiamo fatto e che parte da questi dati del PAESC ci dimostravano e ci davano una possibilità di diminuire quelle che erano le emissioni climalteranti e quindi le tonnellate di CO2, per arrivare già secondo PAESC al 2030 a circa 1 milione di tonnellate rispetto a 1.800.000 tonnellate da cui eravamo partiti negli anni 2005, e che già si erano ridotte con una serie di azioni dei piani da cui eravamo poi partiti, per arrivare al 2021, in cui appunto data di approvazione del PAESC, da cui si partiva già da circa 1.200.000 tonnellate di CO2. Ecco, questa è la slide che secondo me è quella che rappresenta e definisce quello che sto dicendo. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che nel 2030 noi dovremo comunque ulteriormente abbattere quella quota che non avevamo ancora previsto nel PAESC e che corrisponde circa a 700.000 tonnellate di CO2. Voi direte tantissimo. Nella previsione si può fare, nel senso che quel milione di tonnellate, su quel milione di tonnellate che io prevedevo, a cui prevedevo di arrivare nel 2030, io posso prevedere uno sconto del 20-25% dai piani attuali, penso al piano del verde, penso alle compensazioni che mi possono arrivare anche dagli altri piani che ha citato prima l'assessore, per arrivare quindi a lavorare su quelle che saranno le vere e proprie emissioni climalteranti effettive sulle quali io devo lavorare per arrivare a questo modello, perché la missione prevede che Padova diventi un cosiddetto hub di sperimentazione, cioè un modello che poi deve essere preso di riferimento anche da tutte le altre città che vorranno
proseguire in questo percorso e che magari non si sono candidate prima, ma che sul modello di Padova avranno una via per arrivare magari anche in tempi più brevi a un percorso di neutralità climatica. Quindi vedete che noi abbiamo già fatto un calcolo emissivo, e questo è quello che di fatto è il riassunto di quello che è il nostro lavoro, però questo è il punto di partenza, perché una volta fatto questo calcolo noi dobbiamo andare a capire quali sono le vere e proprie azioni che andremo a sviluppare, ed ecco l'importanza della rete e della partecipazione di tutta la città per prevedere anche che cosa? Un impegno economico, perché le azioni per arrivare a una riduzione passano anche per una programmazione finanziaria. Ed ecco quindi l'importanza di avere intorno a noi non solo progetti importanti, ma anche stakeholder importanti. Tramite i percorsi partecipati, è stato citato prima, li abbiamo coinvolti, e questo ci porterà alla possibilità di realizzare quello che si chiama il Climate City Contract, che dovrà guidare la città per questi 7 anni. Il Climate City Contract, da nostra previsione, dovrebbe essere concluso tra giugno e settembre di quest'anno, e questa sarà la nostra guida. Il Climate si comprenderà sia le azioni effettive che dovranno quindi essere realizzate in questi 7 anni, che poi anche l'impegno economico corrispondente. E dove andremo a recuperare questo impegno economico? Questo sarà il nostro lavoro di questi anni, un po' con le programmi e le progettazioni comunitarie, un po' anche con i progetti che sono già partiti, perché ricordiamo che Padova ha già progetti importanti partiti all'interno del PNRR o all'interno di altre progettazioni o programmazioni comunitarie, quindi bisognerà mettere tutto a sistema. Ed è questo sarà il ruolo e il grande compito del Climate City Contract. Penso che l'importanza di questo lavoro, che avete capito, è di fatto un lavoro che diventa strategico per un comune come Padova, così come per le altre 8 città italiane che collaborano insieme a noi. E capite come quindi sia necessario anche sviluppare, per arrivare a questo, diversi tipi di livelli di governance, che è un altro aspetto sul quale stiamo lavorando, cioè abbiamo una governance locale e abbiamo anche delle governance più alte che sono a livello di altri enti, regione, ministeri, accordi anche con le altre 9 città. Spiegava prima l'assessore che quindi c'è questa rete delle 9 città, perché progetti ambiziosi non si possono creare da soli. Nel mondo ambientale è impossibile, impensabile raggiungere una sostenibilità e impegni importanti come questo da soli. La rete è fondamentale, la partecipazione è fondamentale a tutti i livelli. Io non mi stancherò mai di dirlo, perché solo così si possono raggiungere obiettivi importanti. Quindi da parte mia, oltre a ringraziare naturalmente il mio ufficio, i miei collaboratori, ringrazio anche tutti gli stakeholder che stanno partecipando con passione e con impegno a questo programma e a questo progetto importante. Grazie a tutti. Grazie anche a Laura Salvatore per averci così fatto con alcuni flash fatto capire l'impegno, le tappe che abbiamo di fronte. Quest'ultima parte credo che sia anche molto importante, questa dimensione della governance. Dobbiamo lavorare su una governance che è multilivello, cioè non è solo la dimensione locale, ma la dimensione locale in collaborazione con la dimensione provinciale, quindi l'area vasta, con la dimensione regionale e poi con la dimensione nazionale ed europea. Non per niente, come dire, il fatto di essere parte di questa rete darà anche maggior forza alla città di Padova e alle città coinvolte, sia nei confronti del governo italiano sia nei confronti dell'Unione Europea, per essere soggetti, come dire, protagonisti di nuovi progettualità, nuovi bandi, nuovi finanziamenti. Però la dimensione multilivello si accompagna con la dimensione multiattore, ripetuta anche da chi mi ha preceduto, dai due assessori e dall'assessore, cioè riusciremo a raggiungere questo obiettivo se sapremo coinvolgere la comunità, se sapremo coinvolgere attivamente gli attori di questa comunità. Anche perché il Comune di Padova, come dire, nella sua dimensione di edifici, di mobilità, ha un contributo minimo rispetto alla neutralità. È solo se
tutti gli attori coinvolti, la cittadinanza, faranno l'azione, diventeranno virtuosi in questa direzione, potremo raggiungere questo obiettivo. Quindi questa dimensione della una governance nuova, una governance innovativa che tiene conto dei diversi livelli di governo, ma tiene conto anche di diversi attori della comunità. E per questo intanto ringrazio ovviamente l'assessore Ragona, l'assessore Acera e Salvatore per questa introduzione. Gli assessori ci devono lasciare perché hanno giunta, per cui non si possono fermare. Inviterei invece i relatori di questa seconda parte, che sono gli attori locali. Grazie ancora. Allora inviterei il dottor Loris Tomiato, che è direttore generale di ARPAV, la professoressa Francesca Raporto, che è prorettrice della sostenibilità dell'Università di Padova, il dottor Roberto Gasparetto, che è amministratore delegato di Acegas APS Amga, Gino Colella, che è il direttore generale di Bus Italia Veneto, e Don Luca Faco, che è il vicario episcopale per i rapporti con l'istituzione del territorio della diocesi di Padova. Questi sono gli attori che abbiamo con noi questa mattina e che avremmo dovuto avere anche il dottor Businaro di Ater, ma che ha avuto un piccolo problema di salute, quindi non potrà essere presente con noi, e con i quali vorremmo così aprire questo dialogo per raccontarvi cosa già si sta muovendo, cosa si sta facendo, qual è il protagonismo di questi attori, che non sono gli unici attori ovviamente, sono però attori, come dire, che hanno un peso rispetto specificatamente al tema della riduzione delle emissioni per la dimensione del loro ente e della loro attività economica. E sottolineando che credo che l'elemento più importante sul quale dovremmo ragionare e che loro ci aiuteranno a ragionare è che il percorso verso la neutralità carbonica rappresenta una grande opportunità per Padova, cioè Padova carbon neutral vuol dire una Padova un luogo di innovazione per eccellenza nella transizione ecologica ed energetica, in quanto abbiamo di fronte un percorso che ci chiede di agire contemporaneamente su 3 fronti. Uno è quello ovviamente dello sviluppo economico della città, certamente, l'altro è quello della maggiore attenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente naturale, e vi è un terzo fondamentale elemento, è quello della lotta alla povertà e quindi una maggiore attenzione alla dimensione sociale. E tenere insieme queste 3 dimensioni vuol dire, come dire, costruire un sistema di città che deve essere integrato, abbiamo detto, che è veramente innovativo, ed è la città del futuro sulla quale si sta lavorando. E allora, per iniziare, io darei per prima la parola al dottor Tomiato, a cui abbiamo chiesto adesso noi carbon neutral vuol dire ridurre le emissioni, noi abbiamo detto meno 55, dobbiamo ridurre ulteriormente, però le politiche per contrastare la crisi climatica hanno un'altra gamba, che è l'adattamento, cioè a fronte di un'azione di riduzione dobbiamo anche far fronte a delle misure che riducono gli impatti negativi della crisi climatica. Quello che sta avvenendo in Emilia-Romagna è emblematico di questa situazione. Allora lui abbiamo chiesto di darci un po' uno scenario, alcuni scenari rispetto alla questione climatica e anche all'azione di adattamento. Poi però, se resta il tempo, ci piacerebbe anche, ma magari in un secondo giro, ragionare un po' sul tema rifiuti, visto che c'è un nuovo piano regionale e che c'è una serie di ambiziosi obiettivi anche per la città di Padova. Ma la teniamo come seconda domanda e lascio a lui la parola. Grazie intanto per essere qui con noi. Allora, diciamo che io rappresento un ente strumentale, quindi in questo consesso rappresento un po' il termometro. Dico termometro perché mi viene giusto fare una valutazione. Allora noi abbiamo 130 stazioni che in sostanza ci danno la storia della temperatura del Veneto negli ultimi 30 anni. Quindi a partire dal 1993 fino al 2023 abbiamo un trentennio e registriamo dal punto di vista statistico un incremento della temperatura media per decennio di 0,57 gradi, che vuol dire che in sostanza quell'obiettivo ambizioso che era l'obiettivo di contenere l'incremento della temperatura nel secolo, nel Novecento, di 1,5 gradi, noi ce lo siamo consumati nell'ultimo trentennio. Perché se pensiamo che la temperatura media è aumentata, come dicevo, di 0,57 gradi, allora è evidente che quanto assistiamo, cioè parlavamo un mese fa di già avviare il commissariamento per definire in sostanza le politiche per la siccità. Assistiamo oggi a quello che stiamo vedendo nella regione che ci confina, che è l'Emilia Romagna,
che con eventi meteorologici di natura in sostanza importante. Sono facce della medesima medaglia, cioè quando abbiamo parlato di incremento notevole di temperatura è come se noi immaginassimo un'energia che può essere scatenata attraverso in sostanza il passaggio di quantità enormi di acqua allo stato vapore che poi diventano le piogge di questi giorni, dove in una sola giornata in sostanza cade la pioggia di qualche mese, oppure in sostanza gli eventi siccitosi a cui abbiamo assistito nell'anno scorso e che ci prepariamo in sostanza ad avere anche quest'anno. Quindi tutto questo ci porta a dire a che cosa? Al fatto che cosa dobbiamo immaginare? Dobbiamo immaginare un percorso che è diversificato su due azioni. Da una parte è l'adattamento, quindi sta cambiando il clima ormai dal punto di vista scientifico, non lo si può più negare, e quindi dobbiamo avere azioni di adattamento, ma nel contempo mettere in atto azioni di mitigazione. Allora, quando prima parlavamo di una governance, vuol dire che abbiamo bisogno di incrementare questa governance sia a livello locale e orizzontale, ma sia a livello verticale, che vuol dire, per qual è il mio scenario, comune, provincia e regione. Allora, magari ci ritornerò dopo, ma insomma, la Regione Veneto si è data un piano rifiuti che è stato approvato alla fine dell'estate dello scorso anno. Ha cambiato prospettiva, cioè da un piano che si è chiuso nel 2020, che vedeva produzione di rifiuti, impianti necessari al loro smaltimento, invece ad un approccio dove in sostanza il rifiuto può essere anche considerato materia e quindi a tutta una serie di politiche per la cessazione della qualifica, per la valorizzazione dei sottoprodotti e per il rapporto con l'industria in materia di economia circolare. Poi magari ci torneremo, perché il tema della circolarità è un elemento cardine anche per la neutralità climatica. Abbiamo il percorso del piano aria, quindi del piano di tutela dell'atmosfera, elemento cardine, quindi quando parliamo di gas climalteranti, quando parliamo di quadro emissivo, quando parliamo di tutte quelle azioni che non sono azioni che portano a dire ok anidride carbonica zero, ma che hanno anche elementi di natura compensativa, cioè per il comparto industriale oggi è diventato mercato l'acquisto di quote emissive. Oggi è diventato mercato la capacità quindi per i virtuosi di cedere quote emissive e per chi ha più tempo invece per realizzare i propri investimenti di acquistarle. È diventato importante quindi ragionare nel piano aria dei comparti che su queste interferiscono maggiormente, agricoltura, trasporti, riscaldamento domestico. Ma perché dico questo? Perché se la pianificazione non si radica anche nel comportamento personale, no? Allora diventa poco credibile, quindi la necessità che si accompagni a un'idea di pianificazione regionale anche una strategia per agire sui consumi. Sappiamo tutti che il potere più grande che abbiamo come cittadini è l'orientamento al consumo. Noi siamo è il potere più grosso e lo stiamo vedendo nel cambiamento. In sostanza, quando parliamo di rifiuti, per esempio sul tessile, sappiamo tutti che i grossi marchi del tessile stanno immaginando percorsi di recupero. Se io ho un maglione di una certa determinata marca, lo riconsegno e in sostanza questo rappresenta la circolarità per produrre nuovo abbigliamento. Questo è il definire un percorso che passa da un piano al cittadino. Abbiamo il piano energia, il piano regionale per l'energia. È evidente che non può nascere un piano energia se non è coerente con un piano aria, se non ci muoviamo in pratica nell'avere un tessuto pianificatorio che ha come unico obiettivo in sostanza la salvaguardia del territorio veneto. Il tema è globale ma passa attraverso azioni locali.
al dottor Tomiato che avete concretamente fatto vedere il discorso del multilivello, cioè la dimensione regionale non può prescindere, l'azione padovana non può prescindere dalla dimensione regionale e poi più ampia ancora. E anche se lo riprendo come una battuta che a me piace molto, questo tema del consumo è una battuta che è anche un titolo di un libro che si chiama Il mercato siamo noi, è un libro di Leonardo Becchetti che ha portato in Italia tutta la riflessione sul voto col portafoglio, e questo è un altro tema che Tomiato ha messo in evidenza indubbiamente tante cose, e il nostro ruolo anche di singoli persone consumatori è fondamentale, anche se ovviamente il singolo intervento è limitato se non hai poi un coinvolgimento della comunità. E continuiamo questo giro con l'intervento di Francesca D'Apporto, prorettrice della sostenibilità. A lei abbiamo chiesto un po' di dirci dentro questo percorso qual è il ruolo dell'innovazione e della ricerca, perché ne siamo consapevoli, senza il ruolo dell'università, senza l'innovazione e della ricerca difficilmente l'obiettivo potrà essere raggiunto, ma anche qual è l'impegno dell'università, che è una città nella città, considerando il numero di studenti, il numero di lavoratori che hanno, e quindi rispetto a queste cose cosa ci può dire? Grazie. Grazie Matteo e grazie ancora all'organizzazione del forum per questo invito. Il tema che tocchi è centrale, peraltro l'intervento del dottor Tomiato mi ha dato un sacco di spunti, però anche gli interventi del panel precedente con gli assessori e Laura Salvatore ci ricorda proprio il ruolo centrale dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica in questo processo di decarbonizzazione. Questo processo è un processo che richiede necessariamente l'implementazione di soluzioni innovative. Con le soluzioni tradizionali si fa fatica ad arrivare al 55%, la neutralità possiamo scordarcela. E in questo percorso ci sono due componenti molto importanti. Una componente è quella di analisi, l'ha citata anche l'assessora Cera. È fondamentale, noi viviamo in un contesto che è sempre più digitalizzato, sensorizzato, ricco di informazioni e di dati, ma gestire quella mole di dati e di informazioni per fare analisi efficaci, rapide, accurate, sta diventando sempre più complesso, e questo è un ruolo che l'università naturalmente svolge da sempre, insomma direi bene. Poi l'Università di Padova continua ad essere ai primi posti nella valutazione della qualità della ricerca, a livelli differenti, dal livello in cui analizziamo il trend del cambiamento climatico e diciamo gli effetti di questo cambiamento a supporto di politiche più ampie e generali, come si citava, fino a un livello anche più di dettaglio locale, di supportare l'amministrazione in quelle valutazioni preliminari che aiutano poi a definire strategie più di dettaglio con i progetti. Quindi nel passaggio dalla missione al progetto prima c'è bisogno di una visione. Questa visione noi siamo in grado di darla in tantissimi dei campi che sono stati citati, dalla mobilità all'efficientamento energetico degli edifici, il tema delle scuole, del loro riutilizzo. C'è stato un legame molto forte tra comune e università per diciamo proprio svolgere quell'analisi dei dati a supporto poi di decisioni e politiche che vengono intraprese giustamente da chi svolge questo ruolo. E qui direi che la vicinanza tra istituzioni diverse con ruoli diversi all'interno di un processo di governance ci porta al tema che la governance debba essere basata su scelte politiche che però a loro volta si basano su informazioni corrette e analisi precise. Però al di là della fase di analisi c'è proprio la fase di implementazione, quindi dove se non in università c'è quella componente di sviluppo tecnologico e di innovazione che ci consente di essere all'avanguardia negli strumenti che installiamo negli edifici, nella scelta di soluzioni d'avanguardia e innovative su tutti quegli aspetti pratici di implementazioni che richiedono tecnologia. Quindi innovazione tecnologica, ricerca scientifica trovano loro naturale collocazione all'università
e quindi in una città dove il legame tra città e università è così forte non può che lavorare l'università a supporto della città. Peraltro moltissimi dei nostri progetti oggi, tornando al tema di governance più ampia, quello che ci citava il dottor Tomiato, sono proprio finalizzati a individuare forme innovative di misure di adattamento al cambiamento climatico, quindi ci sono delle ricerche veramente stupende ma già applicative che si fanno in moltissimi nostri dipartimenti e che stanno veramente individuando, progettando, ideando soluzioni innovative per l'adattamento. Quindi ad ogni livello c'è il livello corretto e corrispondente di ricerca a supporto delle scelte. Non a caso, vorrei dire, faccio un passo proprio alle 9 città. Le 9 città che sono state selezionate in Italia sono tutte città che vedono la presenza di atenei importanti, molto radicati nel territorio, sempre ai primi posti in tema di ricerca e ci tengo, quindi insomma Milano, Torino, Bologna, insomma, potremmo citarle tutte, che è l'unica città che non ha un suo ateneo e che è Prato tra le città della Mission. È una città che però vede il polo universitario di Firenze dedicato a che cosa? A fare l'unione tra le 3 componenti dell'università e ricerca scientifica con lo sviluppo industriale e la formazione avanzata. Quindi a maggior ragione Prato in realtà è la sede deputata a trovare l'incontro tra queste 3 componenti fondamentali delle mission delle università e ha proprio luogo a Prato, che guarda caso unica città di quelle della Mission che non ha una sua invece ateneo proprietario, diciamo, però ha questo polo universitario finalizzato proprio a questo scopo di creare innovazione nel comparto economico, negli aspetti di governance e politica e diciamo nella terza missione. Tra l'altro tu hai citato tra le righe anche il tema importante della formazione, nel senso che noi siamo in qualche modo portatori di innovazione e possiamo interagire su queste tematiche, ma siamo anche coloro che formano, quindi siccome il ruolo del cittadino finale, del consumatore è molto importante, dove avviene questa prima presa di responsabilità? Sicuramente sui banchi dell'università per gli studenti, ma anche con questo ruolo sempre più importante di divulgazione e di apertura alla società tramite la nostra terza missione, che è quella di avere un impatto sulla società, e quindi anche da questo punto di vista un cambiamento culturale diffuso è proprio supportato dal ruolo che noi come università abbiamo. Ecco, il secondo tema che hai citato è a me molto caro, non so se vuoi che lo affronti adesso in un secondo giro, ovvero sia in realtà sì, facciamo ricerca, facciamo formazione, quindi siamo un tassello fondamentale di questo percorso di transizione che richiede innovazione e cambiamento culturale, però siamo una città nella città, quindi nel caso di Padova abbiamo ormai 70.000 studenti in una città di 210.000 abitanti, sono cose che magari avrete già sentito dire. Abbiamo un sistema di strutture che sono diffuse all'interno della città e che, tanto per darvi 2 numeri, quotidianamente consumano l'energia di una città di 20.000 abitanti. Guardavo i numeri della carbon footprint, diciamo, globale del comune di Padova. Ecco, la nostra carbon footprint, che è peraltro certificata da un ente terzo, pesa per un 5% di quella di Padova, quindi in questo passaggio dal 55% all'80%, in quel 25% residuo, se diventassimo carbon neutral come università, avremmo già dato un grande contributo alla città di Padova. Allora cosa facciamo da questo punto di vista come ente che proprio in prima persona ha l'esigenza di migliorarsi? Abbiamo messo in campo 2 carte degli impegni di sostenibilità, 18-22 e poi l'abbiamo rinnovata per il 23-27. Da queste discendono una serie di misure molto importanti su tutti i campi che abbiamo citato, quindi rifiuti, efficienza energetica, eccetera, eccetera. Con il primo impegno quinquennale siamo già arrivati ad abbattere di un 30% le nostre emissioni di gas climalteranti, tra l'altro un numero che, se vogliamo, potrebbe essere più grande se lo riparametriamo all'incremento di studenti e di volumetria che nel frattempo
abbiamo avuto incrementi fatti secondo la filosofia che ci diceva l'assessore Ragona, quindi riqualificando e senza consumo di suolo, quindi rigenerazione urbana, non nuovo consumo di suolo. E quindi insomma arriveremo anche al 35-40%. Certo, abbiamo messo in campo delle misure soprattutto sull'efficienza energetica degli edifici importanti, che abbiamo ribadito in un piano energetico che abbiamo varato ad ottobre del 2022, un piano energetico 23-27 da 29 milioni di euro, che ci porterà ad abbattere di un ulteriore 14% i nostri consumi energetici. Tutto questo dà una misura dell'impegno, però mette in luce anche dei limiti. A un certo punto efficiente, inizio a produrre energia da fonti rinnovabili. Abbiamo il primo campus gas free d'Italia, l'abbiamo fatto qui a Padova, il Beato Pellegrino, non c'è gas, c'è solo geotermia e fotovoltaico. Però oltre una certa soglia è difficile andare, e quindi cosa entra in campo in questa situazione? Entra in campo questa collaborazione interistituzionale. Noi sì, siamo bravi, siccome facciamo ricerca riusciamo a fare tante cose internamente in maniera innovativa, penso anche solo al campo del procurement. Il procurement, gli acquisti pubblici pesano molto in termini di emissioni. Noi riusciamo anche, e lo facciamo peraltro con molto piacere in collaborazione con il Comune e la Regione, a fare bandi sempre innovativi, perché mettiamo in campo le competenze che quindi stanno in qualche modo aiutando una trasformazione del mercato e una trasformazione dell'industria. Però rimane il tema che oltre a un certo limite, se non collaboriamo, non riusciamo ad andare. E quindi mi fa molto piacere che oggi a questo tavolo ci siano diciamo, molti attori, tra cui anche il nuovo AD di Bus Italia, perché ad esempio nel nostro bilancio emissivo ormai i trasporti, il commuting, il pendolarismo di circa metà di questi 70.000 studenti e metà dei nostri 5.000 dipendenti ormai pesa per il 70% sulle nostre emissioni, è diventata la fetta che dobbiamo aggredire. Ci stiamo lavorando, abbiamo varato pochi giorni fa il nostro piano di trasformazione della flotta di Ateneo in flotta elettrica, elettrificazione diciamo quindi del comparto di mobilità interna, ma quella è una fetta piccolissima rispetto a quella che invece sulla quale può entrare in gioco il trasporto pubblico da un lato e l'intermodalità, e quindi il coordinamento tra tutti gli attori, non soltanto chi gestisce il trasporto pubblico nel comune di Padova, ma anche Trenitalia, la regione, i sistemi extraurbani, per fornire delle agevolazioni che dal nostro punto di vista rappresentano degli obiettivi win-win, nel senso che porterebbero a un molto maggiore utilizzo del sistema pubblico da parte di dipendenti e studenti, quindi sicuramente ad introiti e diciamo a un apporto economico positivo per le aziende che gestiscono i trasporti, ma per noi rappresenterebbe il modo, come dire, più consistente per aggredire quella fetta di emissioni che altrimenti sulla quale altrimenti non riusciamo a lavorare da soli. E quindi ti ringrazio anche per questo spunto, e qui concludo il mio intervento sulla necessità di un raccordo interistituzionale che veda coinvolti anche quei soggetti come noi che sono in qualche modo dei gran consumatori e dei gran emettitori. Penso che apportiamo molti vantaggi al territorio, però dobbiamo veramente stringere un patto, un'alleanza per riuscire a raggiungere obiettivi comuni. Grazie. Grazie professore D'Apporto per questo intervento. L'Università di Padova tra l'altro è stata anche premiata quest'anno dall'ASVIS, l'Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, proprio per il suo progetto Unipadova Sostenibile, di cui la professoressa ci ha appena accennato, ma insomma se sul sito dell'Università trovate una serie di rapporti e di aggiornamento sull'impegno che l'Università sta facendo proprio in termini di sostenibilità, che non è solo in riduzione di emissioni ma su molti fronti. E grazie anche a questo richiamo al rapporto e al dialogo istituzionale. Credo che un po' l'Agenda 21 nel corso del tempo abbia svolto anche questo ruolo, che è un ruolo fondamentale poi che deve svolgere l'amministrazione, quello di tenere insieme, di mettere insieme i diversi attori per farli lavorare in un'ottica di sinergia.
E entriamo adesso con due attori un po' più economici, diciamo così, e più, di cui il peso è importante. Io partirei col dottor Gasparetto di Adidi, Acegas, APS Amga. È una società che, come dire, è trasversale a tutti e tre i temi che noi affrontiamo, perché energia, edifici, rifiuti e mobilità. Però le chiediamo, i miei appunti sono andati, le chiediamo di lavorare soprattutto su due aspetti: un po' l'efficientamento degli edifici, questo stiamo muovendo, e da questo un po' dei rifiuti, lasciamo stare la mobilità. Va bene? Grazie. Bene, grazie, ringrazio anch'io dell'invito. Devo dire che fare un intervento in un panel di questo tipo con i contributi che sono già arrivati, e soprattutto dopo il panel nel quale gli assessori e la dottoressa Salvatore hanno lanciato qual è il framework di riferimento, è da un lato molto impegnativo, ma dall'altro assolutamente stimolante. Questo lo dico tra l'altro in un momento, oggi più che mai, io mi sento motivato nell'argomentare il nostro posizionamento rispetto a questi temi. Ho finito mezz'ora fa un comitato di crisi del gruppo ERA, perché noi come gruppo ERA siamo fortemente coinvolti in tutto quello che sta succedendo nel territorio dell'Emilia Romagna. Il settore, ad esempio, in alcuni ambiti, quello del settore energia, quello della pubblica illuminazione, che gestisco direttamente nell'ambito dell'organizzazione che ha sede qui a Padova, abbiamo problemi importanti originati da questi eventi, che sono ovviamente una evidenza del fatto che il problema dei cambiamenti climatici è un problema vero, reale, non è negoziabile l'approccio alla gestione degli impatti da un lato, e alla creazione di azioni che vadano nella direzione di contrastare questo. Noi siamo una multi-utility, operiamo in vari settori, come appunto è stato citato, e ci siamo dati, noi ci eravamo comunque già dati un obiettivo nei nostri piani industriali, che era quello di concorrere agli obiettivi del PAESC nella sua versione originaria, che Chiara Gallani aveva varato nel 2021, ed era già comunque un obiettivo molto sfidante, a fronte del quale noi appunto avevamo previsto una contribuzione che inerzialmente ci avrebbe portato a contribuire rispetto all'obiettivo nuovo e rafforzato che con l'adesione di Padova al Padova Net Zero è arrivato, una contribuzione dell'ordine del 2-3% rispetto alla quota incrementale di ultimo miglio. E questo ultimo miglio però ha bisogno di discontinuità per essere raggiunto, l'ha detto benissimo Laura Salvatore, e ha bisogno di un impulso ulteriore per essere raggiunto. Quindi noi abbiamo introdotto nella nostra pianificazione industriale, ma anche nei metodi con i quali operiamo, degli elementi di sviluppo ulteriore, che poggiano su azioni che adesso sono già nelle nostre disponibilità, ma anche facendo delle scommesse su quello che la tecnologia e le tecniche digitali ci possono permettere nel prossimo futuro. La prolettrice prima citava giustamente la digitalizzazione come un elemento potenzialmente ancora in grado di esprimere degli effetti, ma che non siamo ancora completamente in grado di raccogliere. Quindi noi abbiamo anche fatto delle scommesse su quello che la innovazione e la tecnologia ci potrà dare. Tornando ai temi appunto di nostra competenza, quindi servizio rifiuti, noi gestiamo il servizio rifiuti, gestiamo il servizio energia, quindi l'efficientamento energetico degli edifici, gestiamo anche un altro servizio assolutamente importante da questo punto di vista, che è il servizio idrico integrato. Il complesso di questi nostri servizi abbiamo costruito per adesso una prospettiva che alza quella contribuzione di cui parlavo prima del 2-3% rispetto all'obiettivo finale. Noi stiamo costruendo un insieme di azioni che portano a dire che il nostro contributo al 2030 per dare l'ultima spallata a quelle 700.000 tonnellate da abbattere sarà del 7%. Ovviamente questo si porta dietro una serie di azioni più importanti rispetto a quelle che abbiamo inerzialmente nella disponibilità, e sono delle azioni che hanno bisogno di essere supportate da una strumentazione da un lato, e quindi tutta la tecnologia, la digitalizzazione. Il nostro servizio rifiuti è completamente digitalizzato, noi abbiamo ogni singolo componente del nostro servizio è digitalizzato, nel senso che è
Noi abbiamo il gemello digitale della città sul quale facciamo tutte le simulazioni che ci permettono di fare il dispacciamento e anche la gestione della mobilità dei nostri mezzi per minimizzare l'impatto della mobilità rispetto alle emissioni in atmosfera, e questo è un tema. Sulla parte del servizio idrico integrato, i servizi a rete sono anche questi completamente digitalizzati, ci permettono di operare con delle manovre idrauliche o di altra natura che minimizzano l'utilizzo di energia e che massimizzano il beneficio in termini ambientali. Sul tema degli edifici, noi abbiamo costruito in questi ultimi 2 anni, 3 anni, un'esperienza straordinaria che è quella di tutto quello che ha consentito di realizzare nel patrimonio immobiliare italiano con il 110%. Noi siamo stati uno degli operatori principali a livello nazionale, quindi abbiamo costruito una competenza sugli interventi anche negli edifici storici, che è una competenza particolare perché coibentare un edificio moderno è semplice, un edificio storico ha tutta una serie di vincoli sui quali noi abbiamo realizzato una specializzazione. Quindi queste azioni ci permettono di essere aggressivi nel piano industriale futuro. Gli altri strumenti di cui ci siamo dotati sono degli strumenti per i quali siamo organizzati nel passato, sono le certificazioni. Noi siamo certificati, e ne cito solo alcune, la 50001 che da tempo ci impone comportamenti e prassi di rispetto del risparmio energetico in ogni azione che tutti i nostri operatori sviluppano. La 14001 che è la coerenza con le regole ambientali, e poi ci siamo recentemente certificati AFNOR sui comportamenti orientati all'economia circolare che citava prima Tomiato. E in più 2 nostre società che operano in questo settore, quella pubblica illuminazione e il servizio energia, si sono certificate per il bilancio materico, che significa appunto la misurazione delle materie che utilizziamo per la realizzazione dei nostri impianti e quanta parte di queste materie a fine vita sono destinate al recupero, ovviamente con l'obiettivo di massimizzare questo recupero. Quindi il nostro contributo che daremo al piano del Comune, per il quale noi siamo a questo punto orgogliosi di far parte del sistema di questo Comune che concorre a un obiettivo di questa natura, noi daremo un contributo in termini di azioni dirette su quello che facciamo noi, quindi nel settore dei rifiuti, ottimizzando al massimo tutto, come dicevo prima, tutte le fasi del processo, sul settore della pubblica illuminazione con appunto la trasformazione a LED di tutto il parco di illuminazione della città, nel settore del risparmio energetico degli edifici, introducendo tutte le tecnologie migliori possibili, e in più porteremo un contributo anche di innovazione che come gruppo ERA siamo in grado di portare e che peraltro condividiamo anche con il Comune di Bologna, che è uno degli altri comuni. Noi siamo partner del Comune di Bologna come gruppo ERA per questo progetto a Bologna, quindi abbiamo anche la possibilità di mutuare il portato del City Contract di Bologna come portato e come esperienza a questo livello. Stiamo sviluppando, e chiudo il mio intervento, stiamo sviluppando anche delle altre competenze. Abbiamo avuto l'assegnazione come gruppo di 2 impianti per la produzione di idrogeno, uno noi come Acea Sapienza e AMGA nel territorio di Trieste e il gruppo ERA nel territorio di Modena, che sicuramente ci daranno un contributo di esperienza perché che potrà essere portato entro il 2030 anche a patrimonio per la città di Padova, perché l'idrogeno che andremo a produrre in questi 2 impianti avrà una destinazione prioritaria sulla mobilità pubblica e pesante, quindi camion e trasporto pubblico su gomma e su ferrovia nel caso di Trieste. L'ultimo pezzo, non l'ultimo però, insomma, che dà un contributo in termini di supporto alla governance, ma anche e soprattutto di supporto a quello che Laura prima citava come indispensabile, il lavorare in partnership. Il nostro piano industriale ha sullo sfondo un obiettivo generale che è quello della massimizzazione di quello che si chiama il valore condiviso, quindi individuare il massimo di coincidenza tra le azioni che noi facciamo e gli obiettivi ONU e i 17 obiettivi ONU. Il 17° obiettivo è quello partnership per gli obiettivi. Quindi
Noi abbiamo sviluppato una competenza di costruzione delle partnership che crediamo di portare come contributo importante in questo coro, perché ad esempio PNRR, noi abbiamo lavorato in tutti i bandi PNRR che sono usciti, che ci hanno riguardato, e abbiamo lavorato sempre in partnership con altri soggetti e abbiamo intercettato più di 150 milioni di euro di azioni finanziate perché le abbiamo presentate in partnership. Quindi siamo in grado di esprimere una capacità di creare partnership, ma anche una capacità di generare valore attraverso le partnership, che credo che sia l'elemento determinante per ottenere gli obiettivi. Grazie. Grazie a questa ulteriore presentazione che ci disegna un po' come i soggetti che sono qui presenti, i soggetti che poi hanno partecipato al tavolo, sono soggetti che possono svolgere un ruolo da protagonista in questo percorso e che hanno, come dire, anche dei valori di riferimento e degli obiettivi di riferimento che in qualche modo combaciano con gli obiettivi della città e con gli obiettivi della sostenibilità. Chiederei adesso l'intervento al dottor Colella, che è il direttore generale di Bus Italia. Il tema del trasporto pubblico locale è ovviamente un tema centrale, lo è già oggi, non ci troviamo sulle questioni, ma per quanto riguarda il raggiungimento della sostenibilità. Ecco, l'assessore ha già introdotto il tema delle smart linee del tram, però anche dal racconto che ci avete fatto durante il percorso, molte altre sono le azioni che state mettendo in campo. Se ci vuole un po' raccontare l'impegno di Bus Italia in questa direzione. Grazie. Intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ho ascoltato anch'io molti interventi non soltanto interessanti ma stimolanti. Noi come Bus Italia siamo tra gli attori logicamente di questa transizione ambientale, energetica, digitale, anche nel percorso che adesso cercherò di fare nel dare degli elementi di che cosa noi stiamo facendo e che cosa abbiamo intenzione di intraprendere, proprio prendendo a riferimento anche lo spunto che ha dato il Presidente della Camera di Commercio, il Dottor Santocono, che questi 3 elementi di transizione devono diventare un unicum all'interno di questo processo di cui tutti quanti noi ci dobbiamo credere, perché poi se no le aziende, ma non soltanto le aziende, tutto l'ambiente, quindi l'aspetto anche sociale, può e potrebbe risentirne. Allora, noi siamo orientati nella trasformazione dell'elemento principale e centrale del trasporto pubblico, quindi alla trasformazione del parco veicoli, quindi alla flotta. Noi già nei prossimi 2 anni circa introdurremo 120 autobus ad emissioni zero nella provincia di Padova, quindi già questo fa capire che rispetto al 2019 ci potrebbero essere esattamente una riduzione di CO2 di quasi 5.000 tonnellate all'anno. Questo è un orientamento che stiamo intraprendendo. Stiamo anche intraprendendo logicamente la trasformazione di 2 depositi che, per chi è di Padova, sono situati in via Pescarotto e in via Goldoni, proprio nella realizzazione di quelle infrastrutture che servono alla ricarica dei nuovi mezzi che entreranno in esercizio nel corso di questi anni e dove gli investimenti, come voi potete immaginare, non sono ininfluenti. Sono comunque, faccio l'esempio di Pescarotto e di Goldoni, all'incirca di 11 milioni soltanto per la trasformazione dei depositi. Chiaramente grazie anche alle convenzioni che faremo con la stazione appaltante, che per noi è il Comune e la Provincia, e i fondi del PNRR e nello stesso momento del Piano Strategico Nazionale, ci sarà un cofinanziamento di questo nuovo sviluppo verso una mobilità, diciamo, ad emissioni zero. Poi cercherò anche di citare quali potrebbero essere i mix tecnologici, però vado avanti. Altro aspetto molto importante di cui noi stiamo lavorando è esattamente la parte relativa alla digitalizzazione dei servizi dell'informazione, ma non solo di quelli, anche della vendita dei titoli di viaggio, vengono chiamati così. Io sono qui da 6 mesi all'interno di questo processo nuovo per me, però molto interessante, dei titoli di viaggio. Quindi per digitalizzazione delle informazioni cosa sottendo io? Noi abbiamo installato 366 oggetti per Padova. Di che cosa si tratta? Di 45
paline elettroniche a LED, 48 display alle fermate del tram, 273 paline e link a tutte le fermate, alimentate con pannello fotovoltaico. Queste paline sono dotate anche di vocalizzatore che chiaramente aiuterà a rendere l'informazione accessibile anche ai non vedenti. Tutto questo chiaramente è stato anche fatto col cofinanziamento del PORFERS, attraverso logicamente una collaborazione con la Regione Veneto, perché tutti gli attori sono coinvolti nel processo di cambiamento, ovviamente. Stiamo lavorando logicamente nell'attrezzaggio di display e vocalizzatori a bordo dei mezzi. Ne abbiamo installati più del 50% della flotta, 270 mezzi hanno già avuto questa installazione. Il restante 50% di attrezzaggio con questi display e vocalizzatori avverrà quando entreranno in esercizio questi nuovi mezzi che pian piano entreranno in servizio e verranno acquistati. Abbiamo un progetto AVM che è già stato logicamente instradato, è un sistema che consentirà alla flotta il monitoraggio ai fini della regolarizzazione del servizio. A voi questo non dice nulla, però la cosa che è interessante è che questo sistema permetterà, attraverso questi oggetti che vi citavo prima, che sono stati messi in tutta Padova, consentirà al cliente, alla fermata dell'autobus, di vedere domani mattina quando arriverà il mezzo. Quindi c'è un orario in programmazione, ok? Che è quello che bene o male potete leggere nella nostra app. O che cambia secondo se è il periodo scolastico o il periodo non scolastico. Però nello stesso momento all'interno della cinta urbana c'è un movimento, c'è traffico, quindi molte volte potrebbe arrivare leggermente in ritardo oppure arrivare leggermente in anticipo. L'anticipo non dovrebbe essere consentito, però togliamo quest'ultima affermazione e diciamo potete leggere esattamente l'orario in tempo reale dell'arrivo del mezzo, che sia tram o che sia autobus. E vi do un'anticipazione. Io voglio far partire una sperimentazione entro il mese di maggio su 2/3 linee, compreso il tram. Trattasi di sperimentazione e questo agevolerà logicamente i clienti in queste 2-3 linee che il direttore operativo sta iniziando ad individuare, proprio per sperimentare il processo e renderlo pian piano fruibile entro l'estate su tutte le linee. Quindi questo è già, siamo nel concetto denominato MAS, che più servizi all'interno del trasporto pubblico-privato rientrano in un unico canale digitale. E non c'è soltanto questo, entriamo anche nel discorso della digitalizzazione dei titoli di viaggio. Oggi sono fruibili e quindi acquistabili tutti i tipi di titolo di viaggio e quindi del biglietto o abbonamento che sia presso la nostra app di Bussitalia. C'è la possibilità di acquistare il biglietto con formula carta bancaria, contactless, all'interno del tram SIR 1, verrà esteso anche al resto della flotta man mano che acquisteremo i mezzi nuovi, in modo tale da testarli anche su quel tipo di mezzo. Che dire, stiamo implementando ulteriormente delle nuove telecamere a bordo di tutti i mezzi di videosorveglianza, quindi sono già state montate per il 70% della flotta. Abbiamo inserito delle telecamere nelle più grosse fermate, ma questo agevola più che altro la sensazione della sicurezza durante il percorso del viaggio del cliente. Quindi questo è un fattore che per noi diventa importante a livello anche psicologico. Ecco, questo sicuramente. Le proposte che noi andremo a fare ulteriori a quelle che stiamo intraprendendo sono quelle di due tipi, devo dire io. Io vorrei
vorrei cercare di ampliare il servizio chiamata. Noi abbiamo a Padova dal 2019 il Quibus, che oggi vorrei ridenominare Nightbus, nel senso che intraprenderemo anche questo cambio di naming, visto che era nato questo servizio proprio con questo nome, ed è un servizio che viene svolto nell'arco serale notturno. Era nato nel 2019, io non c'ero, ero in Ferrovie dello Stato, quindi sono ancora delle Ferrovie dello Stato, per carità di Dio, però avevo un'altra posizione organizzativa e devo dire che questo servizio dedicato, che è nato prima della pandemia, era stato molto sfruttato. Poi è successo quello che è successo, io lo voglio logicamente ricomunicare in maniera costruttiva, è un servizio che riguarda logicamente il periodo di meno percorrenza dei mezzi programmati, quindi con un minor periodo notturno, meno traffico di mezzi programmati. Lo vorrei implementare ulteriormente per sondare quella che può essere la domanda latente, passatemi questo, la richiesta di domanda latente, in modo tale da sollecitare sempre di più il trasporto collettivo a favore del trasporto collettivo e meno a favore del trasporto privato. Altra considerazione che posso fare, oltre a questa nuova implementazione che ho intenzione in animo di fare, è quella. Noi sappiamo benissimo che la trazione elettrica è la trazione meno inquinante possibile che oggi c'è da noi. Vorrei dirvi anche che c'è un mix tecnologico che in qualche modo intraprende la strada di ridurre le emissioni di CO2. Anche soltanto il sol fatto di citarvi i diesel Euro 6 che riducono ulteriormente la possibilità rispetto ai diesel Euro 2, ma i diesel Euro 6 e Euro 5, tra virgolette, se implementati con un carburante, passatemi questo termine, che è chiamato HVO, che è il 100% di materie prime rinnovabili, questo potrebbe ridurre ulteriormente la CO2 nell'ambiente. Noi abbiamo un'azienda come Bus Italia, come gruppo Ferrovie dello Stato in Olanda, di TPL, che oltre a utilizzare, sono più avanti di noi in Olanda, macchine elettriche già in esercizio, utilizzano e hanno già sperimentato l'HVO di olio di cottura, che guardate che abbatte la CO2 dell'87%. Noi come Bus Italia stiamo facendo con l'ENI una sperimentazione proprio per vedere se si riesce a utilizzare anche da noi in Italia queste materie prime diciamo rinnovabili. Non appena la sperimentazione sarà finita magari divulgherò gli esiti di quello che potrà essere. È evidente che comunque i costi complessivi sono più alti, però bisognerà vedere poi domani mattina cosa è meglio o cosa è peggio da un punto di vista ambientale, quindi prediligeremo sempre comunque gli aspetti ambientali. Per chiudere, visto che la professoressa poco fa ha chiesto, diciamo, apertis verbis, una disponibilità ad una valutazione di soluzioni possibili, Bus Italia, soluzioni possibili dal punto di vista complessivo, ma anche economico da parte mia, ma anche da parte dell'università, io sono favorevolissimo ad un incontro e trovare quelle soluzioni che possono studiare delle fattibilità che possono entrare in un arco temporale circoscritto in base ai tempi necessari, ma comunque favorevolissimo ad un incontro e a trovare le soluzioni. E anche al dottor Colella per questo intervento. È evidente che il sistema di trasporto pubblico è una dimensione strategica per poter affrontare la questione della carbon neutral e tocca il tema dei comportamenti
quindi le iniziative che lui ci ha proposto e su cui lavorerà sono fondamentali, perché sappiamo che l'utente prende il bus, prende il mezzo pubblico se questo gli dà un servizio efficace, puntuale e sicuro. Quindi sono iniziative concrete e molto importanti che vanno nella direzione di una responsabilizzazione di un impegno dei cittadini. E su questo è l'ultimo intervento che abbiamo con noi, che è Don Luca Facco, che è il nostro vicario per il rapporto con le istituzioni del territorio della città di Padova, a cui abbiamo chiesto un po', chiaro, non è un soggetto tecnico, è un soggetto invece di tipo pastorale, culturale, spirituale, ma sappiamo quanto è importante questo aspetto. La dimensione della motivazione oggi è fondamentale. Abbiamo una serie di informazioni, sappiamo in che direzione dobbiamo andare, però facciamo fatica a cambiare i comportamenti, facciamo fatica a cambiare i nostri stili di vita, per una serie di ragioni certamente, però su questo aspetto noi dobbiamo lavorare molto e Papa Francesco in qualche modo è una guida in questo periodo, ha Laudato Si del 2015, è un documento che vi invito a leggere se non avete avuto occasione di farlo, ci offre una serie di prospettive, motivazionali ma anche concrete per la direzione della sostenibilità, che lui chiama ecologia integrale. Allora la Chiesa di Padova poi è già impegnata, era già dentro il PAESC, per cui insomma a lui chiediamo un po' dal vostro punto di vista qual è l'impegno che dobbiamo mettere in campo e poi cosa pensa di fare anche la nostra Chiesa per contribuire e essere parte di questo progetto, di questa missione. Grazie. Grazie a tutti, grazie dell'invito, grazie a Matteo che ci sta coordinando e coordina anche il PAES. Io innanzitutto di fronte a chi mi ha preceduto ovviamente sono inadeguato perché l'approccio, la prospettiva è totalmente diversa, però per me è un'occasione anche di venire qui, ascoltare, conoscere, imparare, per cui veramente grazie a chi mi ha preceduto. Io devo innanzitutto ringraziare l'ingegnere Guido Zanovello che a nome dell'UCID sta partecipando proprio a nome della diocesi al PAES, per cui come diocesi partecipiamo attivamente grazie a Guido, per cui grazie della tua competenza e partecipazione appassionata. E poi ringrazio anche Sor Francesca Fiorese che invece partecipa a nome della diocesi al tavolo tecnico delle CERS in Camera di Commercio. Ecco, allora io vi chiedo scusa, io leggo perché non sono un esperto di questi temi e soprattutto è quello che dico è frutto di una scrittura collettiva, perché ci sono varie anime dentro la Chiesa, per cui abbiamo cercato di fare sintesi. Allora così vi leggo questi spunti. Le scelte in ambito energetico sono oggi una parte importante del percorso di conversione ecologica, a cui da tempo ci richiama anche Papa Francesco. Una conversione che può avvenire attraverso comportamenti più attenti e mirati che riducono la dipendenza dalle fonti fossili. In questa direzione l'impegno di ciascuno è fondamentale, ma non sufficiente, perché, e uso le parole della Laudato Si, ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma di beni individuali. Il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima del Comune di Padova è certamente una modalità efficace per affrontare l'attuale crisi socio-ambientale, attivando una conversione comunitaria, cioè una risposta capace di coinvolgere progressivamente l'intera società. La diocesi è grata al Comune di Padova per l'invito a partecipare al Climate City Contract, che sollecita tutti gli attori coinvolti a fare passi concreti e condivisi. La Chiesa italiana, in occasione della 49esima settimana sociale dei cattolici a Taranto nel 2021, ha posto al centro della riflessione e della consegna d'azione la questione ecologica nella sua interezza, quella che definiamo ecologia integrale, che come è già stato ribadito, tiene unite l'ecologia ambientale, economica e sociale. La sfida odierna è proprio quella di instaurare una relazione armonica tra la natura e la società che la abita, di realizzare una crescita compatibile con l'equilibrio della società e dell'ambiente e preoccuparsi che lo sviluppo sia equo e solidale verso i più poveri. Oltre all'azione culturale e più specificatamente spirituale,
per educare ad uno sguardo contemplativo della natura, in modo da sentirci parte di essa e muovere dentro di noi comportamenti di cura. La Chiesa di Padova, già da tempo impegnata in scelte di consumo energetico sostenibile, intende compiere ogni sforzo possibile per contribuire alla transizione ecologica. A tal fine, volentieri, ci uniamo a percorsi virtuosi guidati dalle amministrazioni pubbliche e pensiamo che per coniugare lotta alla povertà, tutela dell'ambiente e del clima, le comunità energetiche rinnovabili possono essere uno strumento concreto di economia civile e circolare. Il lavoro che insieme stiamo svolgendo deve tenere in primo piano l'impegno a farci carico comunitariamente e dare soluzioni alla povertà energetica, che coinvolge un crescente numero di cittadini, anche nella nostra città. La distribuzione dei contributi ai più bisognosi e l'inclusione dei poveri nelle CERS è tra gli obiettivi primari della nostra partecipazione. Quali azioni la nostra diocesi sta mettendo in atto proprio seguendo gli indirizzi del PAES? La diocesi si è adoperata fin dal 2017 per attivare contratti di fornitura energetica certificata rinnovabile per le sue utenze. Confronta la scheda a pagina 100 del PAES 2021. Raggiungendo ad oggi il 100% dell'obiettivo con un consumo attuale effettivo di energia verde di oltre 1000 megawattora. Il passo successivo si pone l'obiettivo di produrre direttamente o indirettamente questa energia attraverso una o più CER che coinvolgano come produttori e o autoconsumatori in prima istanza parrocchie, istituti di assistenza, scuole cattoliche. A questo scopo la diocesi sta facendo un censimento dei tetti di chiese o edifici e in generale di superfici nella sua disponibilità per individuare quelli idonei allo scopo. Il censimento comprende anche l'esame delle modalità di utilizzo attuale dell'energia, diurna, notturna, costante, intermittente, e valuta le opportunità di modifiche di comportamento e di trasformazioni impiantistiche che favoriscano l'autoconsumo più esteso. L'intenzione è di predisporre dei progetti preliminari di CER che rispettino le valenze citate, per essere pronti a partire nel momento in cui saranno approvati i decreti attuativi e i regolamenti e saranno definite le forme giuridiche e le possibili modalità di finanziamento. È intenzione di accompagnare la progettazione e la realizzazione progressiva delle CER diocesane con attività di informazione sulle tecnologie, anche in chiave di economia circolare e di condivisione delle scelte impiantistiche e di comportamento. Ci auguriamo di continuare uniti per il bene della nostra casa comune. A Don Luca Facco, devo dire che questa esperienza dell'acquisto di energia da fonti rinnovabili che la nostra diocesi ha avviato dal 2016 è un'esperienza che è stata esempio virtuoso a livello nazionale. Ho avuto modo di fare una ricerca e una pubblicazione su esperienze di buone pratiche di diocesi e comunità, e in Italia in quegli anni solo la diocesi di Padova aveva attivato questo gruppo di lavoro che l'ha fatta diventare anche, come dire, un soggetto protagonista fin da subito nel percorso del PAES, che lo sarà adesso anche, credo, nel percorso verso la neutralità carbonica. Ecco, noi siamo fermati qua. Io inviterei Chiara Gallani a portarci alcune parole di conclusione, se si può parlare di una conclusione dopo questa bella mattinata, o di rilancio e rinizio delle attività. Chiara è consigliera comunale con delega in materia delle 100 città nel carbon neutral, è stata assessora all'ambiente nella scorsa legislatura e in qualche modo ci aiuterà un po' quindi a definire e a rilanciare alcune questioni. Abbiamo visto comunque come già stamattina gli stakeholder che siamo qui, e ripeto sono solo alcuni di questi,
che abbiamo coinvolto nel corso del percorso hanno evidenziato come in qualche modo ognuno ha una potenzialità, ognuno in ambito all'ambito della sua mission ha delle cose che può mettere in campo per contribuire nella direzione della neutralità carbonica. E quindi questo è della sinergia che diventa il valore aggiunto, è un valore aggiuntivo a questo percorso. È chiaro che l'amministrazione è chiamata in qualche modo a coordinare, è chiamato un po' a favorire, a promuovere il dialogo e il coordinamento affinché queste progettualità trovino in qualche modo una ulteriore valenza, ulteriori interconnessioni generative. E quindi su quelli che sono anche i prossimi passi, gli accordi per il clima che andremo a fare, lasciamo la parola a Chiara per la sua riflessione finale. Grazie. Grazie Matteo, grazie a tutti voi e grazie per l'organizzazione di questo momento. Una prima cosa che vorrei dire prima di entrare nel vivo dell'intervento è che questo panel è particolarmente rilevante perché è il primo momento in cui dichiariamo a che punto siamo e dove vogliamo arrivare in termini numerici e di missioni. Cioè, quando la dirigente Laura Salvatore ha snocciolato quei numeri, quelli sono numeri che vengono da 2 anni di lavoro, a partire dal PAESC, dalla firma del PAESC, ovviamente con un impegno già preso anche con l'Unione Europea, facendo parte anche di un altro circuito e sul nostro PAESC, e quindi fotografare qual è lo stato emissivo, l'ultimo stato emissivo della città di Padova, per poi procedere. E nel frattempo, come ci ha raccontato inizialmente l'assessore Ragona, avviene questa candidatura che è stata di circa 560 città, se non sbaglio. 100 vengono scelte per trainare il resto dell'Europa ad arrivare alla neutralità climatica al 2050, come voi dovete riuscirci 20 anni prima. Ecco, però il punto di partenza è proprio quello, dove siamo, quindi già questo fa capire come questo sia un momento particolarmente importante. E come si arriva a questo risultato? Questo risultato si arriva con un vero e proprio contratto, quindi il Climate City Contract con la Commissione Europea per queste 100 città, che è un percorso ma anche un documento complesso fatto di 3 parti: agli impegni strategici, le azioni e gli investimenti. Quindi ha una sua struttura che tutte le città dovranno rispettare nel prendere un impegno reale, su cui poi saranno giudicate. Della città facciamo parte tutti noi. Della prima sezione, negli impegni strategici, la città mette sul piatto quali sono i punti su cui deve lavorare di più, mette sul piatto quali sono gli impegni che intende prendere lei stessa come comune e con chiaramente anche le società con cui lavora in senso stretto nel portare servizi, quindi con le partecipate, e molte sono qua, e un'altra parte, un appendice, che è quella che riguarda poi i patti, quelli che chiameremo gli accordi per il clima, con una serie di enti, di privati, di soggetti, di associazioni, con cui va a sottoscrivere un impegno concreto per arrivare a quei risultati che devono portare quei numeri, perché fa tutto parte di un documento che deve arrivare a un risultato. Quindi da dove si parte, gli impegni, le azioni, gli investimenti. Quindi quali saranno i prossimi passi? I prossimi passi sarà arrivare in un lavoro che impegnerà da quest'estate a settembre a sottoscrivere questi accordi, e come è un piacere poter vedere assieme, questo è un lavoro che ha già preso l'avvio negli scorsi anni, quindi c'era già un livello di confronto e di patti già in parte sottoscritti con il PAESC, ma che oggi in questa sessione di confronto, come dire, sono venuti fuori anche nella loro concretezza. Spesso questo tipo di impegni che prendono le istituzioni, arriveremo a questo risultato, spesso vengono visti un pochino come qualcosa che può rimanere alla parola che vola addirittura
addirittura, o ad un impegno appunto volatile. Ecco, invece in questo caso ci stiamo lavorando da anni, lo stiamo continuando a fare e oggi sono venute fuori delle azioni specifiche. Queste azioni peraltro si uniscono a chi ha partecipato al percorso partecipato e a tutti gli altri soggetti con cui ci stiamo confrontando e ci confronteremo, che coprono vasti campi. Quando si parla per esempio dell'educazione, della formazione, della disseminazione, della divulgazione, su questo mi rifaccio anche all'intervento del dottor Tomiato prima, non stiamo parlando di poco. Sempre con l'università abbiamo avuto un confronto in cui abbiamo visto quanto può pesare non solo il comportamento personale, ma la conoscenza e da quello anche la spinta ai decisori pubblici di prendere decisioni. Quindi la consapevolezza di quanto possiamo agire noi pesa fra il 7 e il 10%, ci dicevamo, quindi che un attore con cui stiamo lavorando sia disponibile a sottoscrivere un patto con cui porta avanti degli eventi formativi su questo, ma penso anche ad Ance che è presente qui in sala, penso all'Ordine dei Biologi che ci ha dato questa disponibilità, all'Ordine degli Ingegneri, penso al CSV, perché vi sto nominando questi soggetti? Perché non sono qui sul palco, ma sono soggetti con cui stiamo per scrivere esattamente questi accordi. E del resto invece di chi ha un peso veramente importante e arriva a portare percentuali che possono arrivare al 7%, al 7% del proprio ovviamente stato emissivo, al 5% di quello della città, capite che danno veramente quel contributo per arrivare al 25% e quindi questo è l'impegno che oggi anche oggi, ma insomma come dire oggi in maniera importante perché vi abbiamo dato i primi dati, Padova sta prendendo e non lo sta facendo da sola. Una delle cose forse più rilevanti che stanno risultando da questo momento è che come la città prende degli accordi con i vari soggetti e li mette dentro un quadro complessivo che arriva a quel risultato, in realtà come vedete li possono prendere anche fra di loro, perché in questo momento abbiamo avuto l'università che ha pubblicamente detto, come è noto, che c'è un punto difficile di intervento che è quello della mobilità e Bus Italia che prende carico di questo perché poi sono i servizi che si mettono assieme, per questo che quando si parla di pianificazione sembra che si parli di poco, invece si parla di tantissimo, perché è pianificando e mettendo le cose che si arriva al risultato e in questo caso, come dire, c'è la presa in carico di un tema che si può aggredire solo mettendo assieme questi patti. Quindi, come dire, per quanto ci riguarda come Comune di Padova, mezzo risultato è già raggiunto e per arrivare al risultato finale, ecco, i prossimi mesi di lavoro assieme saranno fondamentali perché ad ottobre verrà portato il contratto alla Commissione europea e, come dire, inizia la corsa al 2030. Grazie. Grazie anche a Chiara Gallani, la prospettiva quindi è una prospettiva di impegno, di lavoro che ci deve coinvolgere tutti quanti, magari ci rivedremo a ottobre una volta che il City Climate Contract è stato presentato alla Comunità Europea per presentarlo anche alla città e per rilanciare l'impegno di ciascuno in questa direzione. Grazie anche a voi che siete rimasti con noi fino a quest'ora e grazie ovviamente ai nostri relatori. Arrivederci e buon pranzo.